Veneto, non è qui la festa. I positivi sono in calo, ma niente trionfalismi. Scende il numero dei ricoverati, però le varianti non vanno sottovalutate. Anzi, da uno studio dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie sono emersi 17 gruppi di virus e 4 varianti. L'inglese è la più preoccupante. Senza dubbio, e questo è dimostrato scientificamente, è più contagiosa, è più capace di trasmettersi perché più facilmente produce infezione. Quindi nell'ambito di molte persone che vengono a contatto col virus, una variante normale è in grado di infettare una certa proporzione delle persone che vengono a contatto, la variante inglese è capace di infettarne più del 50% in più. È chiaro che aumentando così tanto il numero di infezioni aumenta proporzionalmente tutto, quindi aumenta il numero di casi, aumentano le terapie intensive, aumenta la mortalità. Insomma, massima allerta sulla variante inglese. Fondamentale per bloccare il virus l'immunizzazione, una vera sfida alla storia, la più grande campagna vaccinale di cui si abbia memoria. Ad oggi il Veneto ha fatto 250.000 inoculazioni, mentre i richiami sono 108.000. Ma le potenzialità sono molto più alte. Ci servono i vaccini, ci servono i vaccini. Questo adesso, guardate, noi tirando la macchina riusciamo ad arrivare a 1.000.000 al mese, tirandola quasi da strozzarla. Dico che sarà un bel risultato, so che è ambizioso, però se riuscissimo ad arrivare a 800 milioni al mese, capite che in 6 mesi a farla grande, insomma, riusciamo a venirne fuori. Buono il giudizio su Draghi, non un austero ristrutturatore, ma un portatore di futuro destinato a seminare investimenti per far ripartire il paese. Draghi non arriva come un ristrutturatore, non porta l'austerity, ma porta 222 miliardi, che sapete è una condizione nuova, no? E penso che il vero impegno sarà quello di investire per bene questi soldi e fare in modo che riparta l'economia e l'occupazione in particolar modo. Questa è la vera sfida.